Pippo ha vomitato, devo andare a pulire. Qui sto facendo gli spinaci, stanno scongelando. Faccio da mangiare perché è quasi l'una. È quasi l'una, non ho fatto niente di quello che avevo in mente di fare a parte il letto. Ho lavato i piatti e che ora abbiamo fatto? Quasi le 2? No, anche oggi. Cioè, ma non ci credo, sono sempre quasi le 2. Ah, lui ha trovato una cosa particolare là dentro. Quello è un gioco che io non do mai a loro perché ha troppo pelo e se lo mangiano. Vediamo cosa fa. Ecco, allora gioca là dentro, visto che è là, gioca là. Allora, stavo recuperando le cose autunnali perché io ho questi guffetti, ce ne dovrebbe essere un altro, però non so dove sia. Ah, eccolo. Questi guffetti che sono quelli del Lidl. Questo no. Questi sono autunnali decisamente e sono insieme a quelle invernali. Bene, bene, tutto incastrato. E niente, devo togliere anche questa perché decisamente non è autunnale. Dovrei fare io qualche decorazione. Questa la tolgo subito. Poi ci sono delle cose che... Beh, questo ci può stare, è della mia amica Veronica. Ci può stare perché c'è il muschio. Però questo qua rosa no. Decisamente no. Dovrei fare io qualche decorazione, che non ho mai il tempo e poi la voglia. Tutte e due. E aspettate che sto guardando un attimo in giro, no, non c'è altro. Ok, tolgo questo qui. Oppa. Tolgo anche questo e mi metto quelle altre due. Ma la legna mi aspetta, è lì che mi aspetta. Io non ho voglia e devo farlo. Allora, io qua ho delle decorazioni che vi avevo detto che avrei dovuto mettere via in una scatola. Ecco, la scatola è quella che è di là. Adesso accendo anche il fuoco, visto che sono le 2, così per le 4:30, 5 è caldo il forno. Lavatrici non ne devo fare perché la coperta l'ho lavata, l'ho stesa e sono a posto. Anche 2 fodere dei cuscini ho lavato, quelle che avevo di là sempre sulla sedia, e era ora di lavarle e basta. Quindi io in realtà non ho molto da fare oggi, se non la legna e magari editare video, mettere via questa biancheria che è appesa. E oggi ho mangiato gnocchi, non tanti, veramente pochi, ho seguito le dosi insomma, però ho mangiato gnocchi stavolta, no pasta, con gli spinaci. E visto che a me gli spinaci non piacciono tanto, cioè mi piacciono, però mi stanno pesantissimi e mi nauseano molto. Ho provato a farci gli gnocchi e così li ho mangiati, ecco, così sono riuscita a mangiarne un po' perché sennò io non riesco a mangiarli. A me piace la verdura, però ce ne sono alcune che, tipo i peperoni non li posso mangiare perché sono pesantissimi, in qualsiasi modo sono troppo pesanti per me e il mio stomaco proprio non li digerisce. Però mi piacciono, i peperoni crudi sono buonissimi, cioè così li sgranocchi come le carote, da sgranocchiare così, sono buonissimi come i finocchi. Ho anche i finocchi da fare in padella, in realtà. Sì, però li farò uno dei prossimi giorni. Pepe, ce la possiamo fare oggi a fare qualcosa di utile? Non credo. Pepe. Ehi, Pepe. Ehi, Pepe. Guarda. Un Pepe. Che bello. Ma guarda come sei bello. Ah, sì, eh? Nel frattempo che stavo lavando i piatti, mi sono messa a guardare la nuova stagione di The Walking Dead. E la prima puntata, solo che ho dovuto staccare perché uno, il telefilm è troppo buio e qui c'è troppa luce, non si vede niente. Due, perché devo seguire e se mi metto a fare altro non riesco a seguire bene il telefilm. Tre, devo fare altro, non posso stare a guardare telefilm. Però ho iniziato a guardare l'ultima stagione e
Beh, la 10 l'ho finita poco tempo fa perché ero rimasta indietro, non avevo più guardato. Poi adesso The Walking Dead è su Disney Star, quindi paga, paga, cioè, no, una volta su Sky, non più su Sky, adesso su Disney. E tu dici, The Walking Dead su Disney? Sì, su Star. Andiamo a fare qualcosa. Andiamo, su. Fate anche voi qualcosa con me, dai. Ci rivediamo dopo. Mi sono piazzata qui al sole, non ho più il coraggio di spostarmi perché sembra estate. Bellissimo. Davvero bello. Che bello. Questo caldo lo adoro. Ma siamo a metà ottobre, non potrà durare per sempre, purtroppo. Pepe è là, sul divano, e Pippo invece di qua, al sole, sulla sedia. Ah sì, che bene che si sta. Ho messo via legna e boh, adesso non so cosa farò. Non lo so, ho fatto merenda, quindi quello è già fatto, a posto. Potrei dedicarmi ai video. E buongiorno! Foto da dove lavoro. E il cielo in realtà è un po' più rosato, non così arancione, ma insomma, arancione. Comunque, vabbè. E il pelmo oggi è nuvoloso, però c'è un'alba super. Ok, credo sia il caso di tornare in ufficio. Fa freschetto, ma non è freddo come al solito. Allora, aggiornamento degli aggiornamenti. Guardate, c'è legna in più, messa via ieri. Sì, stiamo riempiendo in mezzo i due bancali. Sono appena stata all'Eurospin, sono le 5:30, stavo per dire le 7, no, perché ho letto 17, no, stavo per dire le 7. Le 5:30, adesso scarico la spesa, metto via tutto e vado dai miei a fare la merenda. C'era anche mia mamma all'Eurospin e quindi ci siamo trovate là dentro. Praticamente avevamo fatto spesa insieme, ma macchine separate. Poi io mi sono fermata al lavoro a lasciare l'acqua, che ho comprato anche quella, le casse d'acqua. Allora, visto che ero di strada, così ho già fatto anche quello. Domani mattina non devo scaricare niente. E niente, ho messo i nuovi orecchini. Non so se ve li ho già fatti vedere nei video, perché non so come programmerò tutti i video, tutti i vlog, quindi comunque ho messo i nuovi orecchini. Sto usando sempre questi qua. Mi piacciono, sono carini, sono piccoli. Sono abituata ad avere cose brillanti, non cose del genere, però boh. Visto che mi sono fermata al lavoro, mi sono presa anche la bottiglia d'acqua, bottiglietta, quella naturale, perché ho comprato quella frizzante per Franz, ma io bevo quella naturale. E di solito quando vado via di casa mi porto sempre via la bottiglia termica. Oggi mi sono completamente dimenticata e quindi, visto che ero là, mi sono presa una bottiglia d'acqua perché avevo una sete allucinante. E niente, scarico la spesa. Ho fatto qualcosina di spesa, ho speso più di 100 euro questa volta. Ho preso un po' di affettati, ho preso mozzarelle, yogurt, gli yogurt per me, quelli con i cereali e cioccolato, biscotti, che cavolo è? Quelli divisi, da una parte quelli senza lattosio, ecco, tipo quelli di marca che prendo. Ho preso diverse cose, ma non vi faccio il video spesa perché c'è Franz a casa, quindi non mi va di registrare mentre lui è lì che si guarda la TV. Oh, devo prendere il coraggio di scendere da questa macchina. Dovrei anche pulirla perché fa schifo. È sporchissima, sporchissima. Vabbè, dai, ce la posso fare. Che occhi azzurri che ho qua in questo momento. Vabbè, il cielo è copertissimo. Tanto coperto, non è né freddo né caldo, sono 15 gradi, 14 gradi, insomma, dai. Forse adesso sono anche un po' meno, però non è neanche tanto freddo, infatti sono andata via senza giacca perché non si sta male. Questi baby ciuffi, meraviglia, meraviglia, sono tutti capelli spezzati praticamente. Ho dei capelli che fanno paura, non so che cosa usare. Voi avete idee, consigli? Prodotti integratori, qualcosa di veramente valido che funzioni veramente per i capelli. Io ho avuto un crollo totale da quando ho smesso la pillola. Sono peggiorata completamente, sia sono ingrassata, ma sono peggiorati anche i capelli. Prima erano belli, adesso sono orrendi. Vabbè, sta arrivando un camion. Sì, boh, scendo.
Allora, giovedì sì, ho cose in testa perché ho messo Olaplex e quindi vabbè, ho ancora l'asciugamano, dai, il coso, un po' di capelli in testa. Allora, dunque, oggi è il 21, voglio mangiarmi un po' di gelato e poi andrò fuori a mettere via legna. Adesso non so quanto starò, penso un'oretta e mezza di sicuro a mettere via legna. E nel frattempo ho anche il fuoco qui. Franz invece non so se ne deve tagliare ancora oggi, non ho capito cosa deve fare. E sento rumori strani. Mi sa che secondo me è Franz. Beh, comunque ho un po' di cose da fare. Sì, decisamente. Ah, è qua fuori. Vado a vedere che cosa combina perché gli ho detto che faccio io la legna, sì, che metto via io legna, ma... Mimì, l'hai visto? Ma forse sta preparando il furgone, non lo so. Adesso vado a vedere. Sì, esattamente, sta preparando il furgone. Volevo un po' di... cosa dovevo dirvi? Niente. Ieri finalmente sono riuscita a programmare tutti i video perché ho fatto una pausa. Vabbè, questo sarà uno dei tanti vlog, però sono stata un periodo senza caricare niente perché non ero organizzata, semplicemente per quello, perché non riuscivo mai a programmarmi i video, perché se mi metto a computer poi non mi stacco più, cioè nel senso sto lì, poi mi metto a ascoltare musica e quello e quell'altro e alla fine passano le ore. Quindi cerco di stare il meno possibile a computer, di accenderlo il meno possibile, perché sennò io sto a computer anche troppo, no? Dopo. Già sto tanto col telefono, se mi metto anche a stare al computer ore. E allora, vabbè, ieri sono riuscita finalmente a fare questa cosa. Voi due? Eh? Eh? Stress. Sei uno stress. Sei uno stress. Sì. Mimì. Ciao. Comunque oggi è una giornata grigia ma si è schiarita perché oggi, cioè stamattina era veramente brutto, era tanto cupo come luce, cioè non c'era luce, era proprio brutto, tanta umidità, c'era una cappa d'umidità che qua da noi non c'è così spesso proprio come era oggi, anche ieri a una certa ora, pomeriggio, è andato via il sole e praticamente c'era tutta una cappa, sembrava foschia, ma di solito la foschia avviene d'estate quando c'è caldo. Invece quella di ieri sì, sembrava foschia, ma secondo me era solo una cappa d'umidità e c'era tanto freddo. Quello che cos'è? A parte la sabbietta, è un moscerino. Ciao! Insomma, c'era proprio freddo a una certa ora. Fino a una certa è stato anche caldo. Poi dopo un po' freddo, vento. No, ciao. Infatti ieri io con la legna ho messo via una carriola di legna e poi basta. Perché non riuscivo a star fuori, avevo troppo freddo.